Eccoti qua. Mio caro, chi il pazzo tra noi due? Lo so. Io dico tu dici io. Tu. Già, io. Va là che così a tu per tu ci conosciamo bene noi due. Il guaio è però che come ti vedo io, non ti vedono gli altri. E allora che diventi tu, mio caro? Dico per me che qui di fronte a te mi vedo e mi tocco. Tu, per come ti vedono gli altri, che diventi? Un fantasma, mio caro, un fantasma. Eppure vedi questi pazzi, senza badare al fantasma che portano con sé, in se stessi, vanno correndo, pieni di curiosità dietro al fantasma altrui, e credono che sia una cosa diversa. Signor Lamberto? Sì? Ci sono due signore, la signora... Cini? E un'altra. Vogliono me? Hanno chiesto della signora, ho detto che si trovava in visita la signora qui accanto e allora... Ebbene? Si sono guardate negli occhi. Poi hanno detto, sì, e mi hanno domandato se non c'era proprio nessuno in casa. Tu avrai risposto che non c'era nessuno. Ho risposto che c'era lei. Io? No. Quello che conoscono loro, semmai. Come dice? Ti pare la stessa cosa? Non capisco. Con chi stai parlando tu? Come con chi sto parlando? Con lei. E sei proprio sicura che io sia lo stesso di quello che chiedono queste signore? Non saprei, hanno detto il fratello della signora. Allora sono io. Va bene. Permesso? Avanti, signora. Cini, mi hanno detto che la signora non c'è. Ho portato con me la mia amica, la signora Ninni. che ha tanto desiderio di conoscere la signora... Frola? No, sua sorella. Sarà qui tra poco. Anche la signora Frola. Si accomodino, prego. C'è anche la signora Sirelli. Già lo sapevamo. Sarà una scena interessantissima. Tra poco, alle 12, una grande idea. Idea per che cosa? L'incontro. Incontro? L'incontro dei due. Prima lui qua Il signor Ponza? e lei là. La signora Frola? Sì, signora. E poi tutti qua. Una grande idea. Per venire a scoprire che cosa? La verità, ma già si è scoperta, sa? E si tratta adesso di smascherarla. Ah sì? Già si è scoperta? Sì. E chi è il pazzo dei due? Chi è? Vediamo un po', indovini. Lei, chi dice? Io, ecco... Lei o lui? Non saprebbe? Vediamo, coraggio. Io dico lui. È lui. Sì, era evidente. Tutte lo dicevamo noi donne. E come si è scoperto? Sono venute fuori delle prove, vero? Atti? Per mezzo della prefettura, lo dicevamo. Non era possibile che non si scoprisse. L'atto del secondo matrimonio. Del secondo? Come del secondo matrimonio? Allora ha ragione lui. E i dati di fatto, signore. Cini. L'atto del secondo matrimonio, a quanto pare, parla chiaro. Allora la pazza è lei. Già, avrebbe detto. Come? Aveva detto lui. Sì, perché quest'atto, cara signora, può essere benissimo, come ha assicurato la signora Frola, un atto simulato, messo su con l'aiuto degli amici per assecondare in lui la fissazione della moglie che non fosse più quella ma un'altra. Allora un atto così senza valore. Beh, con quel valore che ognuno gli vuol dare, ma non ci sono anche le letterine, che la signora Frola dice di ricevere ogni giorno dalla figlia per mezzo del panierino là nel cortile? Ci sono queste letterine, vero? Ci sono? Ci sono! Ebbene, documenti, signora mia, documenti. Anche queste letterine, ma con quel valore che lei vuole dar loro. Viene il signor Ponza e dice che sono finte.
fatte per assecondare la fissazione della signora Frola. Allora non c'è niente di certo. Come? Niente. Beh, adesso non esageriamo, niente di certo. Ma sì, sì. I giorni della settimana. Quanti sono? 7. Lunedì, martedì, mercoledì. I mesi dell'anno. Quanti sono? 12. Gennaio, febbraio, marzo. Aprile! Brava! Facciamo presto. Le ho dimenticate nello studio. È una pratica, una contesa, come le dicevo. Aggrovigliata e seria che si trascina da anni. Questa musica, proprio ora, chi suona? In nome di Dio, è lei. Suona lei. E la signora Frola, come suona bene. L'avete portata qua, di nuovo, e la fate suonare. Perché no? Per carità, no. Questa musica è quella di sua figlia. Forse fa male a lei. Non a me, fa male a lei. Un male incalcolabile. Scusi, signor consigliere, ho pur detto alle signore le condizioni di quella povera disgraziata. Sì, ma che deve essere lasciata in pace, che non può ricevere visite né farne. Solo io so come trattare con lei. No, creda, le mie donne sapranno trattare bene anche lui. Sì. Ti prego, fai entrare le signore. Le signore qua, no. Lei qua? Come qua? Cosa è venuta a fare qua? Ero venuta, abbi pazienza. È venuta qua a dire. Che ha detto? Che ha detto a queste signore? Niente, ti giuro, niente. Niente? L'ho sentito io e l'ha sentito anche il signor consigliere. Le ha detto suona. Chi suona? Lina suona? Lei lo sa bene che è morta da 4 anni, la sua figliola. Sì, calmati. E non può più suonare da allora. Certo che non può più suonare da allora. Come vuole che suoni se è morta? Certo, sì, e non l'ho detto, signori miei. L'ha detto! Ho detto che non può più da allora. Certo, se è morta. E perché pensa ancora a quel di alla morte? No, non ci penso. L'ho distrutto io quando è morta la sua figliola per non farlo toccare a quest'altra, che peraltro non sa suonare. Lei lo sa bene che non suona quest'altra. Se non sa suonare, certo. E scusi, si chiamava Lina, non è vero la sua figliola? Ora dica qua a tutti come si chiama la mia seconda moglie, lo dica, perché lei lo sa. Come si chiama? Giulia si chiama. È vero, signori. È vero! Si chiama Giulia. Si chiama Giulia, non si chiama Lina. E non cerchi di ammiccare mentre dice che si chiama Giulia. Non ho ammiccato. L'ho visto io! Lei mi vuole rovinare. Lei vuol far intendere a questi signori che io voglio tenermi la sua figliola tutta per me e non voglio fargliela vedere come se non fosse morta! Io no, figlio mio caro, calmati per carità. Io non ho mai detto questo. È vero, signori! È vero! È vero che è morta, ho detto, come no! E che tu sei tanto buono per me. Io rovinarti, io comprometterti. Va cercando nelle case di pianoforte degli altri per farsi le suonatine della figlia e va dicendo che Lina le suona così. È meglio di così! No, è stato così tanto per provare. Lei non può, lei non deve! Come le poverine mette di suonare ancora quello che suonava la sua figliola morta! Hai ragione. Oh, poverino, non lo farò più. Via! Vada via! Vada via! Vada via! Ebbene, notizie certe Di persone che si sono potute rintracciare. del paese del signor Pozza, persone che sanno. Certamente, alcuni dati non molti, ma sicuri. Per esempio? Per esempio, qui le informazioni che mi sono state trasmesse. Vediamo. Che c'è di certo qua, signor commissario? Tutto quello che si è potuto sapere. Ma niente, tutti i dubbi sussistono, niente di sicuro.
Vuol fare una cosa giusta? Vuol rendere un buon servizio alla cittadinanza di cui Dio certamente le darà merito? Che vuole che faccia? Ecco, guardi, lasci perdere quel foglio di informazioni che non dicono nulla e su un altro foglio scriva qualche informazione precisa. Io? Come? Che informazioni? Ma una qualunque a suo piacere, purché sia precisa. Che so, che è la signora Frola, o se le piace meglio, che è stata una finzione il secondo matrimonio del signor Ponza. Come? Che dice, signor Laudisi? Per il bene di tutti, per ridare tranquillità a tutto il paese. Andiamo, sia superiore, vogliono una verità così esteriore, una qualunque, purché sia categorica e si quieterebbero. Che verità, scusi? Vuole che faccia un falso? Mi fa meraviglia che lei osi solo proporlo. E dico... Bravo Centuri, bravo! Lo volevo dire! Chi è? Io ecco, signor consigliere, ho fatto di tutto, sì, ma non so che ha potuto dirvi il signor Laudisi. Che lei ci reca notizie certe. Dati precisi. Non molti sì, ma precisi, di persone che si sono potute rintracciare del paese del signor Ponza, persone che sanno. Finalmente! Ecco, signor Concetto. Che dice? Vediamo! Calma! Ho già letto io. E certo, indubitabile, per testimonianza di un compaesano del signor Ponza, che la signora Frola è stata in una casa di salute. La signora Frola. Dunque, proprio lei. No, qua non dice niente affatto così. Mosi. Calma! Ma sì, dice la signora, dice precisamente la signora. Niente affatto. Gli pare, dice questo signore, non è sicuro. E tra l'altro non sa se la madre o la figlia. Notizia falsa dunque. Ma se siete tutti così convinti che la suocera ha ragione lei, che andate cercando ancora e finite. Se non fosse per il signor prefetto che crede a lui, al signor Ponza, capisci? Sì, è vero, il signor prefetto lo ha detto anche a me. Sì! Perché il signor prefetto non ha ancora parlato con la signora qua accanto. Sfido, ha parlato solo con lui. Del resto ci sono altri qua che credono come il signor prefetto. Io per esempio, sì signori, perché so di un caso simile, di una madre che è impazzita di dolore per la morte della figlia e che crede che il genero non voglia fare... Un attimo di pazienza, signori. Deve venire qua il prefetto? Sì, lo stiamo aspettando. È inutile che venga qui a parlare con la signora Frola. Finora crede a lui. E quando avrà parlato con la suocera, non saprà più neanche lui a chi credere dei due. No, bisogna che faccia altro il signor prefetto. È una cosa che può fare lui solo. Che cosa? La moglie. La donna che il signor Ponza ha con sé. Far parlare la moglie. Già. Come si è tenuta in carcere quella poveretta? Bisogna che il prefetto si imponga e la faccia parlare. Certo, è l'unica che possa dire la verità. Dirà ciò che vuole il marito. Se dovesse parlare davanti a lui, certo. Dovrebbe parlare da sola a solo con il prefetto. E il prefetto potrebbe, sicuro, con la sua autorità imporre a questo signore la confessione esplicita da parte della moglie a lui. Sicuro. Che ne pensa, Centuri? Sì, senza dubbio, se il signor prefetto volesse. Sì! Mi creda, signor prefetto, siamo tutti inquieti. Sì, è vero, inquietissimi. E perché, santo Dio? Tu non puoi fartene ancora un'idea chiara. Noi abbiamo la signora qua accanto. Sì, ho capito. No, mi perdoni, signor prefetto, lei questa povera donna ancora non l'ha sentita. Stava andando appunto da lei. Ti avevo promesso che l'avrei fatto qua da te. Ma il genero stesso è venuto a pregarmi, a implorare la grazia che per far cessare tutte queste chiacchiere mi recassi in casa di lei. Scusate, vi pare che l'avrebbe fatto se non fosse più che sicuro? Certo, perché davanti al genero quella poveretta... Dirà come vuole lui. E questa è la prova che la pazza non è lei. Abbiamo fatto l'esperimento qua, ieri. Sì, perché lui
le fa credere che il pazzo sia lui? Me lo ha detto. Come potrebbe illudersi altrimenti questa disgraziata? È un martirio, credete, per quel povero uomo. Già, se non dà lei a lui l'illusione di credere che la figlia sia morta, in modo che possa star tranquillo che la moglie non gli venga di nuovo sottratta. In questo caso, vede bene, signor prefetto, il martirio della signora, non più di lui. Quando questo dubbio ti è entrato, capisci? Se tu la sentissi parlare da sola, entrerebbe anche in te, stai sicuro? Questo dubbio lo abbiamo tutti. Mi pare che voi anzi non l'abbiate. Come vi confesso, non l'ho neppure io d'altro canto. E lei, Laudisi? Mi scusi, signor prefetto, ma io ho promesso a mio cognato di non parlare. Il signor Ponza. Venga, venga avanti, caro Ponza. L'ho fatta chiamare, caro Ponza, per dirle che qua, con i miei amici, ha da dire qualche cosa? Sì, che io intendo, signor prefetto, chiedere oggi stesso il mio trasferimento. Come? Perché? Poc'anzi così ragionevole parlava con me. Io sono fatto segno qua, signor prefetto, a una vessazione inaudita. Via, non esageriamo. Vessazione intende da parte mia? Di tutti. E me ne vado. Me ne vado, signor prefetto, perché non posso tollerare oltre questa inchiesta accanita, feroce, che finirà per compromettere, guasterà irreparabilmente un'opera di carità che mi costa tanta pena e tanti sacrifici. Io venero più che una madre quella povera vecchia. E mi sono visto costretto ieri qua ad assalire della più crudele violenza. Ora l'ho trovata, dirà, in un tale stato di avvilimento e di agitazione. È strano, perché la signora con noi ha sempre parlato calmissima. Tutta l'agitazione invece l'abbiamo notata in lei, signor Ponza, anche adesso. Voi non sapete quello che mi state facendo soffrire. Via, via, si calmi. Che cos'è? Ci sono qua io. E lei sa con quale fiducia e quanta pazienza abbia ascoltato le sue ragioni. Non è così? Ecco, lei... Sì, gliene sono grato, signor prefetto. Poiché venera come una madre la sua povera suocera, deve pensare che questi signori mostrano tanta curiosità di sapere appunto perché si interessano molto della signora. Ma così facendo la uccidono e l'ho fatto presente, signor prefetto. Ma finiranno, appena si sarà chiarito tutto. Ora stesso, guardi, non ci vuole niente. Lei ha il mezzo più semplice e sicuro di levare ogni dubbio a questi signori. Non a me, perché io non ne ho. Se non vogliono credermi in nessun modo. Questo non è vero. Quando lei venne qua, dopo la prima visita della signora Frola, a dichiararci che era pazza, noi tutti con meraviglia le abbiamo creduto. Poi però, capisci, tornò la suocera Sì, lo so. a dare quelle ragioni che lei stesso cerca di tenere vive in lei. Datevi in disparte. Lei è sicuro di dire la verità, come ne sono sicuro io. Quindi non avrà nulla in contrario che venga ripetuta qua ora dall'unica persona che possa affermarla, all'infuori di voi due. Chi? La sua signora. Mia moglie. Ah no, mai, signor prefetto. Perché no? Portare mia moglie qua a dare soddisfazione a chi non vuole credermi. A me può avere difficoltà? Signor prefetto, no. Lasciamo stare mia moglie. Voi dovete credere a me. Mi pare che lei faccia del tutto per non essere creduto. Anche perché ha cercato in più modi di impedire, anche a costo di un doppio sgarbo a mia moglie e a mia figlia, che la suocera venisse qua a parlare. Che volete da me, in nome di Dio? Non vi basta quella disgraziata, volete qua anche mia moglie? Signor prefetto, io non posso sopportare questa violenza. Mia moglie non esce di casa mia. Io non la porto ai piedi di nessuno. Mi basta che mi creda lei. Ah no! Prima di tutto, io non tollero che lei assuma questo tono davanti a un suo superiore. E a me, che le ho parlato con tanta cortesia e tanta benevolenza. Giusto! Zitto! In secondo luogo le dico che comincia a dar da pensare anche a me questa sua ostinazione nel rifiutare una prova che le chiedo io e non altri, nel tuo stesso interesse. Dunque lei mi obbliga. Le ripeto che gliel'ho chiesto nel suo interesse. Potrei anche chiederglielo come suo superiore. Sta bene. Quando è così, porterò qua mia moglie, pur di finirla. Ma chi mi assicura che quella disgraziata non la veda? Ah già, perché sta più accanto. Potrebbe andare noi in casa della signora. Per carità no, lo dico per voi. Non mi si faccia un'altra sorpresa che avrebbe delle conseguenze devastanti. No, per carità, che pensa? Ma a suo comodo potrebbe portare la signora alla prefettura. No, no, qua, subito, qua. Starò io a guardia di lei. Vado,
signor prefetto. E sarà finita. Che è successo? È tornata la signora Frola. Chi l'ha chiamata? Nessuno, è venuta da sé. No! Per carità, ora no! La faccio andare via, signora. Troppo tardi. Signori miei, per pietà. Per pietà. Lo dica lei a tutti, signor consigliere. Io le dico, signora, di andar via subito. Lei qua per ora non può stare. Perché? Mi rivolgo a lei, mia buona signora. Guardi, c'è qua il prefetto. Ah, lei, signor prefetto. Ah, per pietà, io volevo venire da lei. No, abbia pazienza, signora. Per ora io non posso darle ascolto. Bisogna che lei vada. Sì, me ne vado. Me ne vado oggi stesso. Parto, signor prefetto, per sempre. In questo momento, signora, sia buona. Si ritiri, mi faccia la grazia. Poi parlerà col signor prefetto. Perché? Che cosa succede? Tra poco deve tornare qua, suo genero, ha capito? Ah, sì, allora mi ritiro subito. Volevo dirvi questo soltanto, che per pietà la finiscano. Voi credete di farmi un bene così e mi fate tanto male. Io sono costretta ad andarmene, a partire oggi stesso perché lui sia lasciato in pace. Che cosa volete ancora da lui? Che cosa deve venire a fare qua, signor prefetto? Niente, signora, stia tranquilla. Stia tranquilla e se ne vada, per piacere. Via, signora, sì, sia buona. Ah, signora, voi mi priverete dell'unico bene, dell'unico conforto che mi restava. Vederla almeno da lontano, la mia figliuola. Se ci costringe a vivere così, non importa, non ci fa niente, perché noi siamo contente. Mia figlia è contenta così, e questo mi basta. Ci pensi lei? Se no, non mi resta altro che andarmene proprio e non vederla più, neanche così da lontano, la mia figliuola. Lasciatelo in pace, per carità! Che cos'è? Che cos'è? Questo avete fatto. L'avevo detto io. Vi siete approfittati, così, vigliaccamente, della mia buona fede. La verità è solo questa, che io sono la figlia della signora Frola. E la seconda moglie del signor Ponza. E per me nessuna. No, per sé lei, signora, sarà l'una o l'altra. Per me io sono colei che mi si crede. Ecco, signori, come parla la verità. Siete contenti?